Ok, possiamo iniziare. Buonasera a tutti, ciao a tutti, buonasera a tutti i partecipanti qui alla Libreria Italy Post. Siamo qui per un'altra serata del ciclo Il giovedì della Green Economy per presentare un libro che si intitola L'impresa circolare, modelli di business, sistemi di misura, leve manageriali. Sono in compagnia di Davide Chiaroni, che è un professore al Politecnico di Milano e autore del libro, e di Giacomo Zorzi, direzione della sede Veneto di UNIC, quindi un'associazione che raccoglie tutte le concerie italiane, e sono qui appunto per parlare con loro del libro di cui vi ho anticipato. Saluto anche tutti i partecipanti connessi sui canali digitali Facebook, LinkedIn, YouTube e tutto, e partiamo direttamente con un approfondimento appunto sul libro. Davide, il tuo libro parla appunto di circolarità e parla di modelli di business. Vorrei chiederti per partire che cosa rende oggi la tematica della circolarità così centrale, cos'è successo rispetto al passato per rendere questa tematica così di interesse. Il fatto che ci fossero problemi di risorse è un tema che probabilmente è noto da molto tempo. Qualcosa però è cambiato. Ecco, partiamo da qui. Beh sì, innanzitutto grazie mille, grazie per l'invito, è davvero un piacere. Io rispondo in questa maniera, no? Noi cominciamo ad avere, come sempre, la percezione del problema quando il problema diventa vicino al momento di crisi. E il tema della circolarità è un tema antico in realtà, ma oggi ne parliamo in maniera molto più strutturata, abbiamo una capacità, un'attenzione verso questo tema molto forte, perché ci siamo accorti di una cosa. A partire dagli anni 70, precisamente il 1971-72, è il primo anno in cui il nostro pianeta è andato in deficit di risorse. Cioè il primo anno in cui abbiamo, per soddisfare i nostri bisogni di beni e servizi, consumato più risorse naturali di qualsiasi genere di quelle che il pianeta era in grado di soddisfare. E fino a qui uno diceva, vabbè, non succede nulla di così drammatico, 1 anno, 2 anni. Il problema è che dal 1972 ad oggi questo consumo extra di risorse, questo deficit che abbiamo generato, non solo non si è arrestato, ma è andato progressivamente aumentando. Progressivamente aumentando perché nel frattempo è cresciuta la popolazione, è cresciuto la disponibilità di ricchezza per una parte sempre più ampia della popolazione e quindi è cresciuta la domanda di beni e servizi. Il problema però è che posso andare in deficit intaccando le mie riserve, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, ma dagli anni 70 ad oggi vuol dire che questo intaccamento delle riserve comincia a diventare effettivamente problematico. E in più, se non invertiamo, se non riusciamo ad invertire in maniera significativa questa tendenza, il problema prima o poi lo dovremo affrontare. E già oggi per alcune materie, le cosiddette materie prime critiche, abbiamo una criticità che è legata alla scarsità del materiale. E quindi abbiamo 2 strade. In realtà l'economia circolare non è l'unica soluzione possibile. Ce n'è anche un'altra molto altrettanto efficace, che è l'austerità. Cioè, nessuno ci obbliga a un certo livello di consumi, a un certo livello di richiesta di beni e servizi. Potremmo tranquillamente mantenere il livello di domanda artificialmente sotto controllo. D'altra parte l'inverno scorso abbiamo dovuto fare i conti con una riduzione delle temperature in casa perché dovevamo contrastare il mancato approvvigionamento di risorse. E quella è una politica che può funzionare, l'austerità sta in piedi tranquillamente. Però è una politica che normalmente non ci piace, che tenderemmo a non volere, no? Allora l'economia circolare offre la seconda grande soluzione, che è quella di disaccoppiare la relazione tra risorse e domanda. Perché in realtà quando noi parliamo di economia lineare, che è il sistema economico corrente in larga parte, quando parliamo di economia lineare spesso associamo l'economia lineare all'idea del take, make, dispose, no? Cioè prendiamo le risorse, poi le generiamo, eccetera. Ma in realtà da ingegnere c'è un altro modo di interpretare il concetto di economia lineare, cioè la relazione lineare tra domanda e risorsa. Noi siamo costretti oggi a una linearità
nel consumo delle risorse collegato all'andamento della domanda. Allora, se la domanda cresce, cresce il consumo delle risorse. È questa linearità che vuole rompere l'economia circolare, facendo in modo che io possa soddisfare la stessa domanda con un numero decisamente inferiore di risorse utilizzate. E questo è il punto fondamentale. Se sono in grado di disaccoppiare la crescita della domanda di beni e servizi dalla quantità di risorse che serve per metterla in esercizio, sto facendo un'operazione che potenzialmente mi permette di allungare la sostenibilità complessiva del sistema e anzi di invertire quella tendenza alla generazione di deficit. Certo, questa che descrivi è appunto la circolarità e poi accoppiata con il termine economia, perché questo tipo di modello in realtà è anche un modello che può essere economicamente sostenibile e economicamente profittevole per tutti gli attori della catena. Ecco, ci spieghi meglio come questo può avvenire? Sì, grazie. Provo a farlo, diciamo, con un esempio che si collega al discorso che abbiamo fatto fino ad ora. Quando noi oggi prendiamo un'automobile, diciamo un'automobile da 40-45 mila euro come prezzo di riferimento, quell'automobile con 40-45 mila euro di prezzo finale ha, nel momento in cui la compriamo, al suo interno un valore delle componenti e dei materiali che sono stati utilizzati per realizzarla che ha all'incirca tra i 25 e i 30 mila euro. Quindi una fetta preponderante del valore del prezzo che paghiamo sta nelle materie, nelle componenti che fanno l'auto. Quando la portiamo dallo sfasciacarrozze, quell'auto viene valutata a peso, invece, in tonnellate. Un'auto fa circa 1,5 tonnellate e quella 1,5 tonnellate, se va bene, vale 250-300 euro. Quindi abbiamo preso 30.000 euro di valore di materie e le abbiamo ridotte a valere 300 euro quando noi finiamo di utilizzare l'automobile. Se quella fosse la vita delle risorse, vabbè, non avremmo altre alternative. Ma il punto è, se proviamo a domandarci quanta vita potrebbero avere quelle risorse all'interno del sistema economico se non fossero obbligate a vivere solo ed esclusivamente insieme all'auto. Vi faccio 2 esempi molto concreti. Prendete la scatola del cambio, che è uno dei componenti importanti di un'automobile. La scatola del cambio è disegnata, testata e realizzata con materiali che hanno come obiettivo 1 milione di chilometri. Ora, quando portiamo l'auto dallo sfasciacarrozze, ne ha fatti 200.000, 250.000, facciamo 250 così viene bene la divisione. 250.000. Quindi stiamo buttando una scatola del cambio che ha incorporato beni, servizi, produzione, lavoro e che è stata disegnata e prodotta per durare 1 milione di chilometri dopo 250.000, cioè a 1/5 della sua vita. Semplicemente perché non abbiamo disegnato un sistema circolare. Se noi fossimo in grado invece di recuperare quella scatola del cambio, di ritestarla, eventualmente di rilavorarla in parte, potremmo rimetterla su una nuova auto e farle fare altri 250.000 chilometri e poi magari rimetterla su una nuova auto e farle fare ancora 250.000 chilometri e poi sull'ultima auto e farle fare 250.000 chilometri. Magari l'ultima auto è un po' eccessivo, ma giusto per completare il calcolo. Se una scatola del cambio quindi ha 4 auto di vita, ecco che siamo riusciti a fare quell'operazione favolosa di disaccoppiamento tra l'andamento lineare della domanda e l'andamento delle risorse. Non mi serve più una scatola del cambio ogni auto, ma mi serve 1/4 di scatola del cambio per ogni auto che il mercato mi richiede. E in tutto ciò io non ho obbligato il consumatore, il che sarebbe austerity, a tenersi l'auto per 1 milione di chilometri. Non ti ho detto, no, tu non ti puoi cambiare l'auto fino a che non ha fatto 1 milione di chilometri. Tu cambia l'auto quando pensi che sia corretto cambiarla, ma devo avere un sistema che è in grado di recuperare quello. E l'economicità sta esattamente qua, perché se io prendo un prodotto che ho già lavorato
processato, testato e lo rimetto nel sistema produttivo, è chiaro che ho dei costi aggiuntivi per il ritorno della filiera, ma ho anche risparmi legati al fatto che non devo più produrre da zero il materiale. Risparmi economici e ovviamente risparmi ambientali. Chiarissimo. Dal mondo dell'automotive passiamo al mondo della pelle. Giacomo, tu ti occupi di rappresentare un po' tutto il mondo delle concerie italiane, come ho detto, un mondo che talvolta è oggetto di qualche pregiudizio, di qualche preconcetto, e che invece è fortemente avanzato dal punto di vista della circolarità e della sostenibilità. Ci dai la tua visione dal tuo osservatorio di questa industria in particolare? Sì, provo a farvi qualche racconto di come funziona questo mondo, che in realtà è un mondo piuttosto sconosciuto, ed è sconosciuto perché quando voi andate a comprare un qualunque prodotto, che sia un paio di scarpe, che sia un giubbotto, nessuno di voi probabilmente si è mai chiesto ma chi mai avrà prodotto quella pelle con cui quel giubbotto, quella scarpa, quella borsetta, quel divano o quell'interno auto, che sono le classiche 5 destinazioni d'uso della pelle, sono stati realizzati. Dietro questo prodotto c'è un mondo che è un mondo incredibilmente affascinante, nel quale io lavoro da circa 20 anni, oltre 20 anni, ed è un mondo che ha moltissimo da raccontare, ma che non è così semplice da raccontare. E quindi lo sforzo che cercherò di fare io oggi con voi, e per questo sono molto contento, sarà quello di semplificarvi un pochino questo racconto e darvi un'immagine di ciò che succede realmente. E l'immagine è quella delle concerie italiane. Per darvi qualche numero, la conceria italiana produce indicativamente quasi il 65% di tutte le pelli prodotte in Europa e circa il 25% di tutte le pelli prodotte nel mondo. Quindi quando parliamo di concerie italiane parliamo assolutamente di una realtà di leadership assolutamente indiscussa. Praticamente tutti i brand della moda, non ne cito nessuno, ma sono nomi ampiamente conosciuti, praticamente tutti questi comprano pelli in Italia, e loro, ve lo dico perché ne sono molto cosciente, non possono fare a meno delle pelli italiane, perché le pelli italiane sono quelle che dal punto di vista qualitativo e non solo, e adesso vi racconterò tutto quello che c'è dietro quel non solo, loro non possono fare a meno della pelle italiana. Il mondo della conceria è un mondo incredibilmente affascinante, è sostanzialmente un mondo di emozione. Parto da così lontano solo per farvi capire che perché voi dovreste scegliere di comprare qualche cosa fatta di pelle, semplicemente perché ha molte caratteristiche, ma la caratteristica più essenziale è perché la pelle piace, e piace, quindi vi genera un'emozione, e quindi scegliete di comprare una cosa fatta di pelle perché vi dà delle emozioni che altri materiali non vi danno. Questa è una cosa molto importante, e quindi dal punto di vista della responsabilità che tutti gli imprenditori conciari mettono nel generare questo prodotto è talmente grande che per conoscerla, e io qui vi faccio un invito formale a tutti voi, per conoscerla bisogna andarla a vedere. Quindi partiamo da un presupposto essenziale. La conceria è una fabbrica che trasforma una pelle grezza in un prodotto che poi viene utilizzato per fare scarpe, borsette e tutte le altre cose. Che cos'è quella pelle grezza? Altro non è che tecnicamente si chiama un sottoprodotto, cioè un qualche cosa che l'imprenditore, l'allevatore, si trova ad avere, ma che non è il proprio scopo di vita. Lui non alleva gli animali per produrre la pelle, lui alleva gli animali per produrre carne e latte. Gli animali arrivano a fine vita, e dopo che l'animale è stato trasformato in bistecche restano tutta una serie di altre cose che è opportuno che non vengano buttate. Vi do un numero: noi abbiamo fatto una stima immaginando che tutte le concerie del mondo dovessero per magia scomparire, il numero degli animali allevati non diminuirebbe di una sola unità.
Questo perché gli animali non sono allevati per produrre la pelle. Ma ci sono 8 miliardi di persone da mantenere a questo mondo, la carne e il latte sono degli elementi assolutamente irrinunciabili. Questo è solo il punto di partenza, ma mi raccomando, è solo il punto di partenza, perché dietro c'è un mondo talmente vasto di esperienze per riuscire a allontanare la discarica il più possibile, perché solo così si riesce a vivere in questo mondo in maniera veramente responsabile. Vi faccio qualche esempio. Da ciò che resta della produzione della pelle ci sono moltissimi rifiuti. Qualunque azienda produce rifiuti, anche la conceria. Qualunque azienda consuma energia, anche la conceria. Qualunque azienda consuma acqua, non proprio qualunque, ma tantissime aziende consumano acqua nei loro processi produttivi, anche la conceria. Quello che è importante sapere è che in realtà il punto di partenza è un punto di partenza di assoluto valore. Noi recuperiamo uno scarto, e se tutte quelle pelli dovessero non finire in conceria per essere riutilizzate e generare qualcos'altro che abbia una sua vita autonoma, quelle produrrebbero una quantità di CO2 emesse in atmosfera assolutamente incredibile. Abbiamo stimato qualcosa intorno alle 8 milioni di tonnellate di CO2. Provate a domandarvi quanto grande sarebbe questo problema. Quindi il punto di partenza è assolutamente indiscutibile, però non è così facile da capire, non è così facile da percepire, perché la fetta di consumatori o di persone che pensano che per fare una scarpa abbiamo ucciso un animale è veramente molto consistente. Da ricerche che abbiamo fatto arriviamo addirittura quasi al 50% in alcuni paesi del mondo, ma questo è un messaggio completamente sbagliato. Chiaro, quindi pregiudizi che voi ovviamente vi trovate a dover così gestire e che mettono anche a repentaglio gli sforzi a volte che l'industria sta facendo invece in direzione di circolarità, visto che la circolarità lo è per natura in un'industria di questo tipo. Faccio qualche esempio. Lo sforzo principale dei conciatori italiani è quello di giocare al gioco dell'economia circolare in maniera efficace, perché questo diventi un esercizio utile dal punto di vista strettamente economico. I conciatori non sono iscritti al WWF, la butto così un po' nel ridere, ma in realtà hanno perfettamente capito, molto più di tanti altri industriali, che gestire in maniera efficace l'intero processo produttivo è solo che un vantaggio. Ed è un vantaggio non solo perché si riesce ad essere economicamente più performanti, ma è un vantaggio perché si riesce a vivere in maniera più responsabile a questo mondo, ed è un vantaggio perché altre filiere conciarie di altri paesi la stessa performance non riescono a raggiungerla. E noi abbiamo bisogno che i grandi brand della moda continuino a comprare le pelli da noi, e dobbiamo dimostrargli che le nostre pelli sono effettivamente migliori di altre. Torniamo, Davide, al tuo libro. Il tuo libro ha un capitolo che spiega benissimo che cos'è veramente la circolarità, e lo fa introducendo una matrice al cui centro c'è il valore. Ci spieghi meglio come funziona questa matrice, che ci permette proprio di capire quando un'azienda, quando un modello di business è realmente circolare? Sì, allora anche qua provo a farlo in maniera semplificata, però diciamo, nel raccontare i casi delle aziende che si sono trasformate in aziende circolari o che sono nella fase di trasformazione verso la circolarità, noi ho identificato due diciamo, direzioni di trasformazione: il valore di filiera e il valore verso il cliente. Partiamo dal valore di filiera, che è quello che, diciamo, da un certo punto di vista comincia a prendere in mano l'azienda nel suo percorso di trasformazione. Il primo passo verso l'economia circolare spesso è un passo legato al tema dell'efficientamento. Cioè, il primo passaggio è: guardo tutti i miei flussi di materia, di risorse all'interno dell'impresa e comincio a capire se non c'è qualcosa che sto disperdendo, che sto usando meno efficientemente di quanto potrei fare. E fino lì
come dire, un primo passaggio che poi guarda anche al mondo dei materiali, no? Quindi faccio un ragionamento sulla tipologia di materiali che sto utilizzando per capire se e come posso aumentare la vita di questi materiali, no? Perché se c'è una cosa che è completamente all'opposto del concetto di economia circolare è il fast, cioè la risorsa più vive a lungo e meglio è. Quindi una risorsa con più qualità e più vita utile da essere impiegata è chiaramente una risorsa che si presta di più a essere utilizzata in un sistema circolare. Il secondo passaggio però è il ridisegno del prodotto o del processo, perché evidentemente io posso immaginare dei materiali, però poi come faccio in modo che il mio prodotto possa essere più efficacemente riportato indietro? Anche qua fammi fare un esempio concreto nel mondo diciamo, dei cosiddetti cicli tecnici, no? Quindi non la parte dei materiali biologici. Apple oggi ha un sistema di disassemblaggio degli iPhone che gli permette oggi di recuperare il 30% dei componenti degli iPhone che vengono riportati agli Apple Store. E ha un piano per arrivare al 70% di questi componenti tra qua e il 2030. Ma questo ha cambiato anche il modo con il quale Apple sta disegnando i nuovi prodotti. Vi faccio questo esempio che secondo me è molto importante per rendere l'idea del passaggio al valore di prodotto processo, no? Se io disegno lo chassis del telefono, l'involucro del telefono, e ogni generazione di telefono ha una dimensione completamente diversa, che cosa succede? Che se io riesco a recuperare quell'involucro, la miglior cosa che ci posso fare è riciclare l'alluminio con cui è fatto e rifare l'involucro da zero, che è sempre meglio che buttarlo in discarica, però potrei migliorare l'economicità del mio processo, oltre a ridurre il consumo di risorse, se decidessi da un certo punto in avanti di avere 2 dimensioni standard per i miei telefoni. 2 dimensioni standard che il cliente sceglie liberamente, ma che si susseguono per un certo numero di generazioni. Il che vuol dire che io quando recupero l'involucro, quello chassis, posso verificare com'è e siccome l'alluminio ha una vita utile più lunga del telefono, lo potrei reimpiegare, reimmettere nel mio sistema di assemblaggio. E se lo rimetto nel mio sistema di assemblaggio così com'è, invece che ritrasformarlo in alluminio e rifare il processo di trasformazione, non soltanto risparmio tempo, ma risparmio risorse e risparmio anche, evidentemente, denaro. Però vuol dire che il mio prodotto deve essere disegnato con dei vincoli. Non è che ogni volta che c'è una nuova generazione parto dal foglio bianco e mi invento cosa voglio fare, ma faccio un tipo di innovazione che, diciamo, nella teoria dell'economia circolare si chiama innovazione Lego. Cioè cerco di sviluppare prodotti diversi per il cliente finale, ma partendo da building block, dai bricchettini che sono il più possibile uguali, perché facendo in questo modo sono in grado poi di riutilizzarli meglio. Terzo e ultimo step sul tema della filiera è: ok, ma come faccio a riportare indietro quel prodotto? L'ho disegnato perché sia fatto così. Ho bisogno di una filiera di ritorno che va disegnata. Ho bisogno di qualcuno che recuperi il telefono, che lo disassembli, che stocchi le materie prime, che lo rilavori, che lo rimetta in circolazione. Tutta questa parte di filiera va in qualche modo sviluppata e quando io ho disegnato una filiera circolare ho completato il mio percorso di trasformazione. Materiale, ridisegno e filiera. L'ho detto al cliente oppure no? Questo è l'altro asse. Perché oggi alcune imprese hanno all'interno delle pratiche circolari, ma non necessariamente lo raccontano al cliente. Nell'area di sostenibilità del sito di Renault trovate raccontato come recuperano i cambi e come recuperano un altro materiale interessantissimo che è il paraurti,
paraurti sono fatti di una plastica molto particolare, pregiata, con prestazioni elevate, che può essere rilavorata. Se la recupero in maniera separata, perché se la butto nella plastica da riciclare, ovviamente no. Però non è che io quando prendo come dire, il volantino della nuova auto c'è scritto che è fatta così, no? E lo stesso Apple ci dice che vuole fare quell'operazione, però poi non è che nel proposizione di valore lo sta facendo, perché oggi c'è ancora una certa attenzione del cliente ad associare usato, riusato, rilavorato con minor valore. Quindi l'altro passaggio evolutivo verso l'economia circolare è far passare un concetto di valore che il cliente è disposto ad accettare come valore. D'altra parte noi, ormai già da un bel po' che questa teoria è sviluppata, no? Non paghiamo il prodotto ma paghiamo la sua prestazione. La prestazione non necessariamente è correlata alla novità delle componenti, dipende da come sono assemblate, lavorate, testate. Quindi questo secondo passaggio è quanto sono in grado di ingaggiare il cliente, di renderlo un attore all'interno di questo sistema. Anche qua abbiamo visto negli ultimi anni una crescita della consapevolezza del cliente, della possibilità di lavorare in questa direzione. L'impresa veramente circolare ha ridisegnato questa filiera e l'ha raccontata al cliente come una parte valoriale importante. C'è chi ha raccontato al cliente un pezzo di questa storia o meno, e c'è chi è ancora lineare, perché, piccola parentesi, quando sentite raccontare che l'Italia è il paese dove si fa più economia circolare al mondo, che siamo tra i più bravi in Europa perché abbiamo la più alta percentuale di riciclo di plastica, carta e vetro nei rifiuti urbani, ecco, siamo lontanissimi dal concetto di circolarità, no? E quindi insomma la circolarità, quella vera, è ancora in corso. Certo. Giacomo, Davide ci ha descritto un percorso che parte da una circolarità livello base, chiamiamola così, e poi sale sui vari livelli che ci ha raccontato. Anche nel mondo delle concerie evidentemente lo spettro sarà molto ampio, ci saranno aziende più virtuose e aziende meno virtuose. Ecco, come possono fare le realtà più piccole ad avvicinarsi a queste tematiche e a migliorare in questa direzione? Io rischio di tenervi qua 5 ore a raccontarvi delle concerie e devo però cercare di sintetizzare alcuni messaggi semplici ma che vi restino quando andrete la prossima volta in negozio a comprare qualcosa. La risposta a questa domanda sta essenzialmente in una parola e questa parola è distretto. Per darvi un'idea, in Italia ci sono circa 1100 concerie o aziende che in modo diverso lavorano la pelle e queste 1100 concerie sono essenzialmente concentrate in 4 distretti, vuol dire in 4 aree geografiche dove le concerie sono concentrate. Questi distretti sono il Veneto, la Toscana, la Campania, in Veneto, in Toscana, in Campania e in Lombardia. Hanno dimensioni molto diverse, hanno caratteristiche molto diverse, ma questa è la realtà. In realtà in un distretto, in ciascuno di questi 4 distretti, non ci sono soltanto le concerie, quindi non ci sono soltanto aziende che comprano pelli, fanno entrare nel processo produttivo pelli, fanno entrare nel processo produttivo acqua, fanno entrare nel processo produttivo prodotti chimici e escono pelli finite. In realtà dentro questi distretti ci sono delle intere filiere che vivono sulla pelle. Io vi faccio un paio di esempi soltanto per darvi l'idea di quanto la progettazione dell'intero processo produttivo, per ricollegarmi a quello che diceva, sia per noi un elemento assolutamente imprescindibile. Brevissima lezione di biochimica. La pelle è fatta di proteine. Sono le proteine che vengono conciate con un processo chimico piuttosto semplice, non ve lo spiego se non sto qua veramente a 5 ore. Tutto ciò che non viene conciato
tutto ciò che non serve a realizzare il prodotto per poi costruire una scarpa o una borsetta, contiene proteine, e contiene proteine in una quantità altissima. O quelle proteine le buttiamo, o quelle proteine le bruciamo, o di quelle proteine ne facciamo qualcos'altro. Le prime due possibilità sono assolutamente da scartare. Il fatto di bruciarle è un problema molto tipico italiano, perché non abbiamo termovalorizzatori. L'idea di mettere in piedi un termovalorizzatore, sebbene sia un'idea completamente sbagliata, mette molta paura. Ma allora che cosa ne facciamo? Abbiamo imparato a recuperare tutto il valore dentro quelle proteine per produrre qualche cosa che è utilissimo al mondo. 2 esempi. Voi sapete che cosa sono i biostimolanti? I biostimolanti sono qualcosa di simile ai fertilizzanti. Il panino, se noi fossimo delle piante, il panino per noi sarebbe un fertilizzante, l'integratore sarebbe per noi un biostimolante. Il biostimolante è un materiale realizzato a partire dalle proteine della pelle. Non solo della pelle, ma principalmente della pelle. La domanda di biostimolanti nel mondo è in costante crescita, e quindi noi abbiamo messo in piedi un'intera filiera in grado di recuperare questa cosa che sarebbe uno scarto, che finirebbe in discarica, e l'esperienza ci ha portato a eliminare completamente la discarica da questa cosa e trasformarla in qualcos'altro. Biostimolanti, e quindi sono tutte quelle sostanze che vengono date alle piante perché queste possano vivere in maniera efficace ed efficiente anche in situazioni di stress. Quando fa troppo freddo, quando fa troppo caldo, quando c'è una salinità troppo alta, quando c'è una ventosità troppo alta, tutte quelle condizioni di quando le piante hanno bisogno di un sostegno per poter funzionare e crescere bene. Il secondo esempio che vi faccio è quello le chiamiamo gelatine, in realtà sono sempre proteine, ma sono prodotti che le signore utilizzano, per esempio, in grandissima quantità, perché in tutti i prodotti della farmaceutica ci sono dentro proteine che vengono anche dalla pelle. È un prodotto assolutamente sicuro, è un prodotto assolutamente innocuo, per il quale c'è una domanda molto forte, ma di nuovo abbiamo agganciato una filiera sfruttando il fatto che possiamo riutilizzare i nostri scarti o quello che non ci serve per fare il prodotto che poi vendiamo ai grandi brand della moda, per farne qualcos'altro che ha una grandissima utilità e per il quale vi è una domanda molto alta. Vi faccio un terzo esempio che secondo me è ancora più affascinante. Io non so quanti di voi sappiano che cos'è l'idrogeno solforato. L'idrogeno solforato è una sostanza tossica che si produce in moltissimi processi produttivi, anche in conceria. È una sostanza molto pericolosa perché in alte concentrazioni può essere addirittura mortale. Non è mai successo che una persona in conceria italiana fosse morta per idrogeno solforato, ma quello che abbiamo imparato a fare è risolvere 2 problemi trattando una cosa brutta come l'idrogeno solforato per generare 2 grandi vantaggi. Il primo, l'idrogeno solforato è un composto dello zolfo. Aziende dei nostri distretti italiani sono state capaci di creare dei processi produttivi che consentono di recuperare tutto l'idrogeno solforato che viene dai processi produttivi di conceria e di depurazione, estrarre lo zolfo e realizzare un prodotto che poi viene venduto all'industria. Quindi da una cosa tossica se ne fa un prodotto, una materia prima. Dal mio punto di vista questo è un esempio molto facile, ma estremamente efficace per raccontarvi di quanto sono forti gli sforzi che i distretti italiani sono in grado di fare per generare buone idee. E il vantaggio di stare dentro un distretto è proprio lì. Quando nasce una buona nuova idea, quella diventa una buona nuova idea per tutti. Ottimo. Facciamo un salto mortale, Davide, e passiamo al digitale. Nel tuo libro c'è un capitolo che parla di digitale. Non è intuitivo capire quale sia il collegamento tra digitale e economia circolare. Ce lo spieghi? Ah sì, però possiamo anche collegare con questo tema, perché uno degli aspetti fondamentali
Così. Vediamo se non sono io. No. Allora, uno degli aspetti fondamentali dell'economia circolare è quella del mettere in connessione filiere diverse. Perché noi abbiamo detto, costruisco un prodotto, una filiera, un processo che ha intrinsecamente questa circolarità e che può voler anche dire trovare delle opzioni di collegamento, delle connessioni, delle catene che vadano oltre la mia filiera. Perché magari appunto quel prodotto, quella risorsa non può essere reimpiegata direttamente nella mia filiera, ma può avere un utilizzo se opportunamente ricollegato in un altro sistema. Ma per fare questo, per collegare filiere, io in realtà ho bisogno anche del digitale. Cioè ho bisogno che i sistemi digitali si parlino. Ho bisogno che la domanda e l'offerta, che la capacità di produzione, la disponibilità, perché prendo il caso, se è la domanda di pelli a trainare la produzione di pelli, sarà quindi quella a determinare quante di quelle altre materie che ci hai raccontato sono disponibili. E quindi io dovrò in qualche modo informare, collegare le altre filiere per dire guarda che se sto producendo di più o di meno avrò a disposizione di più o di meno di quell'altro materiale che a te serve. Devo allineare questo sistema e questo sistema lo si allinea attraverso meccanismi di collegamento digitali. I meccanismi e le tecnologie digitali sono anche indispensabili per fare economia circolare. E dico di più, poi nel libro sono particolarmente tranchant su questo, non si può fare economia circolare senza il digitale. Tornando all'esempio del ciclo tecnico, perché il racconto che vi ho fatto io della macchina e del telefono, che sono cose vere, però hanno dietro un presupposto non banale, cioè che io quando recupero quell'auto devo sapere quanti chilometri ha fatto quel cambio e soprattutto se quel cambio era già stato utilizzato o meno. E questa informazione dove sta? Deve stare nel passaporto digitale di quella macchina. Deve stare nel passaporto digitale, nell'informazione digitale del mio telefono. Ma questa componente dov'è? Dove l'ha recuperata? Quanto è stata utilizzata? Può essere riutilizzata o meno? Deve stare nel passaporto digitale di un altro mondo super affascinante dove si può applicare l'economia circolare, che è il mondo degli edifici, del building, delle infrastrutture. Però io devo avere la copia digitale del mio edificio, sapere esattamente quali materiali sono stati usati, in che modo, come sono stati assemblati, come si possono eventualmente disassemblare. Perché lì faccio recupero di informazioni e posso abilitare questo sistema di trasformazione. 10, 15, 20 anni fa non è che non si facesse economia circolare, ma si faceva su una scala completamente diversa. Adesso vabbè, molti di voi sono troppo giovani, però ci sono tanti meme su Facebook o sui social di oggi che raccontano di questa cosa, no? Cioè il cambio usato ce l'ha sempre avuto mio cugino. No? C'è sempre stato lo sfasciacarrozze che prima di buttare la macchina dentro recuperava qualche parte e magari aveva il meccanico di fiducia che no, va bene. Quello che però stiamo dicendo oggi è che attraverso il digitale io posso scalare e far diventare quell'operazione che era un'operazione semiclandestina e gestita su piccolissima scala, farla diventare di nuovo un'operazione industriale e su una scala paradossalmente più ampia, perché se ragioniamo in ottica di circolarità, una casa automobilistica che vende 1 milione di nuove auto e che però ha un parco circolante, cioè auto che circolano, che almeno è fatto da 12 milioni di auto, vuol dire che ha un database di materiali da 13 milioni di veicoli, quelli che ha realizzato più quegli altri che stanno in giro, che hanno incorporato
le proprie risorse, i propri materiali. E per fare questa cosa e renderla industriale devo giocare su queste scale, ma chiaramente non posso avere il librettino del veicolo scritto a mano che viene passato da un proprietario all'altro. E questa forma di digitalizzazione è una forma fondamentale verso la quale si sta muovendo, no? Cioè, volutamente ho citato il tema del passaporto digitale perché c'è una discussione a livello europeo sull'introduzione del passaporto digitale dei prodotti, il passaporto digitale degli edifici, eccetera, eccetera, che in realtà, oltre ad essere, diciamo, un meccanismo di tracciabilità di quello che viene fatto, ha anche un fortissimo potenziale abilitatore di modelli circolari, senza i quali difficilmente, ma dal punto di vista strettamente economico, perché se ogni volta che recupero un'auto devo verificare manualmente, uno a uno, tutti i componenti per capire quanta vita hanno, se sono stati utilizzati, eccetera, eccetera, è ovvio che il costo di fare questa operazione rende non rilevante la possibilità di rimetterla in piedi. Se invece io attaccando lo spinotto, come tipicamente oggi fanno già i meccanici quando devono intervenire sulle nostre macchine, ottengo l'informazione su quando ho cambiato l'ultima volta questa cosa, quanti chilometri ha fatto, in che stato è, allora ci posso impostare sopra un certo tipo di ragionamento. Un altro legame fondamentale, soprattutto per il vostro settore, è quello con il marketing, cioè l'importanza di raccontare quello che state facendo e qual è la vostra posizione all'interno della filiera. Ci spieghi meglio perché in particolar modo per voi è così importante questo aspetto? È essenziale. Provo di nuovo a raccontarvi una storia facendo un esempio. Voi tutti sicuramente sapete o avete già sentito l'espressione ecopelle. Io sono sicuro che voi nelle vostre scelte d'acquisto una certa attenzione al valore ambientale o diciamo in generale di responsabilità, mi piace molto di più utilizzare questa parola che non la parola sostenibilità, una certa attenzione la ponete nelle vostre scelte d'acquisto. Ci sono un sacco di studi che raccontano che questa attenzione è sicuramente in crescita, non so come è per voi, magari poi voi me lo racconterete, ma mi piace immaginare che sia sicuramente così. Una cosa essenziale però è che voi abbiate le informazioni giuste per poter fare delle ragionate scelte d'acquisto. Il marketing sostanzialmente è uno strumento per questa cosa. Bisogna sempre fare attenzione a che cos'è, a quali sono le informazioni giuste e quali sono le informazioni sbagliate. È molto difficile per i consumatori sapere dove andare a raccogliere le informazioni vere e per poterle distinguere dalle informazioni fasulle. Vi faccio un esempio. Qualche tempo fa sulla rivista Vogue comparve un articolo che diceva che per fare un paio di scarpe si consumano 7.000 litri di acqua. Ma informazione più sbagliata. Io non so quale fosse la fonte di quel numero, però è un'informazione assolutamente sbagliata. Voi avete uno strumento, ve lo racconto adesso, andate sul sito di Unic, www.unic.it, e scaricate un documento che si chiama Report di sostenibilità. È un documento che noi facciamo da oltre 20 anni, che racconta i numeri principali della conceria italiana. Quindi immaginate di prendere le 1100 concerie che ci sono in Italia, le radunate come per magia in una sola e avete un'idea di quanti rifiuti produce quell'azienda, quanta acqua consuma, eccetera, eccetera. Per darvi un'idea vera, per fare mediamente 1 metro quadro di pelle, una conceria consuma circa 116 litri di acqua per fare 1 metro quadro, che sono molto distanti dai 7.000 che qualcuno raccontava. Ma torniamo alla parola ecopelle. Quando voi comprate qualcosa che vi raccontano essere fatta di ecopelle, in realtà siete vittima di un inganno, perché quella cosa non è pelle. È proprio un'altra cosa. Non c'è solo una legge che vieta l'utilizzo del termine ecopelle. Ok? Questa è un'altra storia, sarebbe molto interessante, ma è un'altra storia. Ma quella cosa lì
utilizza un termine che di nuovo torna a quello che dicevo all'inizio, gioca sulla vostra emozione per convincervi a comprare un prodotto che vi sembra molto figo, ma che in realtà non lo è. E adesso qui vi faccio una brevissima, giuro brevissima lezione di chimica. Esiste un laboratorio che opera proprio all'interno dei distretti industriali, è un laboratorio toscano, si chiama Ars Tinctoria, con il quale noi collaboriamo molto e che ha anche una sede in Veneto, che ha messo a punto una tecnologia estremamente interessante. È la storia del carbonio 14. Voi probabilmente avrete già sentito parlare del carbonio 14 perché è quello che serve per datare l'età di un materiale. Il carbonio 14 è naturalmente presente in tutte le sostanze, in materiali biologici, e ha una caratteristica: ogni 5.000 e rotti anni quello si dimezza. Quindi dopo un po' di tempo quello non c'è più. Quindi la quantità di carbonio 14 che c'è dentro un materiale ci può essere utile per misurare qual è la vita di quella roba lì. Se immaginiamo di misurare la quantità di carbonio 14 presente nel petrolio, non ne troveremmo neanche un grammo. E l'ecopelle è fatta a partire dal petrolio. Questa è un'informazione indiscutibile. Se voi comprate qualcosa fatto di ecopelle, comprate qualcosa che non è fatta di pelle, ma è fatta di petrolio, e c'è lo strumento che è stato messo a punto per misurare questa cosa a vostra garanzia. Quindi quando comprate qualcosa che è fatta di vera pelle, voi non solo comprate qualcosa che è un materiale per il quale state spendendo dei soldi, in alcuni casi anche tanti, ma state facendo, come dire, state contribuendo ad un fenomeno che è molto di moda. Perché c'è tutta la mania delle energie rinnovabili, delle fonti energetiche rinnovabili? Perché tutta la CO2 che c'è dentro quel petrolio, quando quel petrolio viene utilizzato, quella CO2 viene liberata. Utilizzando una cosa che non è fatta col petrolio, noi non contribuiamo ad aumentare la CO2 in atmosfera, perché non utilizziamo quella che è stoccata nel petrolio. Se io vi racconto che quando comprate qualche cosa fatta di vera pelle, comprate qualcosa che è fatta al 98% di materiale biologico, quindi usiamo una parola che fa molto, molto senso, è bio-based, che è assolutamente vero. La parola bio-based è molto utilizzata dal marketing per raccontarvi questa storia. Non è vietato comprare una pelle finta. Non c'è nessuna legge che vi vieta di comprare una cosa fatta di finta pelle, ma c'è una legge che vieta di raccontarvi una storia sbagliata. La circolarità è un gioco a carte, io me la immagino come un gioco a carte, dove ciascuno ha le proprie carte da giocare e poi siete voi a giudicare se le carte che gioca quell'attore, quel produttore, quel servizio, quel settore industriale vi piacciono, vi soddisfano, incontrano le vostre esigenze e se avete abbastanza soldi per comprare quella cosa. L'ho fatta veramente molto semplice. Coloro che producono prodotti a base di vera pelle hanno alcune di queste carte che sono molto interessanti, alcune ve le ho raccontate, ce ne sarebbero molte altre, per questo vi rinnovo l'invito a contattarci per venire a vedere i distretti e venire a vedere le concerie, perché scoprirete un mondo affascinante. Grazie. Davide, c'è un altro aspetto che si lega all'economia circolare, che è quello dell'economia di condivisione, la sharing economy. Ci spieghi in che modo dalla circolarità si può arrivare alla condivisione? Sì, allora, questo è un tema interessante, ma sarò super sintetico. Siccome oggi tutto è sostenibile e circolare, non troverete mai un'azienda che non vi dica che è sostenibile e circolare, in realtà a volte noi associamo il concetto della circolarità al concetto della condivisione. Quindi le piattaforme di condivisione sono circolari. Allora, vediamo perché potrebbero contribuire alla circolarità, ma anche perché non sono di per sé circolari.
possono contribuire alla circolarità per almeno 2 ragioni. La prima è, se vogliamo, molto semplice. È un modo per ridurre ancora una volta la relazione tra domanda e risorsa. Quindi una piattaforma di condivisione mi permette di soddisfare un maggior numero di domanda attraverso un minor numero di risorse. Quindi mette in atto esattamente lo stesso meccanismo per il quale ha senso fare l'economia circolare. Però da sola non è economia circolare, perché non c'è la trasformazione del prodotto, non c'è la trasformazione del processo, non c'è la visione di filiera. Se io però associo a un modello di business circolare anche il meccanismo della condivisione, e oggi siamo molto più abituati a questo tipo di meccanismi, lo pensiamo a ragionevole per una serie di prodotti e servizi che, se ci pensate, 10-15 anni fa la generazione precedente, la vostra, non immaginava nemmeno di poter mettere in condivisione. Stiamo facendo un'operazione che potenzialmente abilita una nuova caratterizzazione di modelli circolari, e fa anche un'altra cosa interessante: mette in atto un modello di intermediario piattaforma, che per l'economia digitale, perché l'economia circolare è importantissimo, perché se io riuscissi a intercettare e a collettare attraverso il meccanismo della piattaforma di condivisione un certo numero di risorse che a questo punto hanno un gestore, e questo gestore ha una scala e una quantità di risorse che gestisce più ampia e variegata, allora una serie di servizi che i produttori o gli altri attori della filiera possono mettere in atto si possono magari innestare con ancora maggiore efficacia. Potrei trovare economicamente più sensato fare determinate cose che, fatte in maniera invece, diciamo, individuale, si fa fatica a trovare. Stasera abbiamo qui in libreria un nutrito gruppo di ragazzi. C'è da parte vostra qualche domanda per Giacomo o Davide? Avrei una domanda in merito al libro. Lei nel libro tratta l'analisi del ciclo di vita? Allora, l'analisi del ciclo di vita è uno degli strumenti importanti per fare economia circolare. Però nel mio libro prendo una posizione un po' forte su questo tema, che ovviamente vi condivido. L'analisi del ciclo di vita di per sé, se è un'analisi che si basa solo sul bilanciamento emissivo, è un'analisi estremamente interessante, estremamente di valore, eccetera, eccetera, che però non coglie la radice della circolarità. Fa sostenibilità, che è un'ottima cosa, ci mancherebbe altro, come le aziende che dicono siamo circolari perché produciamo energia da rinnovabile. Ma, sei sostenibile perché produci energia da rinnovabile, ma non sei circolare. E il tema dell'analisi del ciclo di vita pensato a fini emissivi in realtà non è la carta giusta per fare circolarità. La carta giusta per fare circolarità è fare un'analisi del ciclo di vita, ma non del prodotto. Questo è il grande errore della life cycle assessment non di sostenibilità, cioè il grande errore rispetto al tema della circolarità. Perché se io ragiono sul ciclo di vita del prodotto, la mia macchina dopo 10 anni va dallo sfasciacarrozze. E allora quella è la vita del prodotto. Il ciclo di vita che devo analizzare quando faccio l'economia circolare invece fa un passo indietro. Prende quella che in inglese pomposamente si chiama Bill of Materials, cioè mi dice: guarda il tuo prodotto non come un prodotto, ma come una lista di risorse, componenti e materiali, la metti con una bella analisi di Pareto in ordine di valore, perché se devo cominciare a pensare alla circolarità non andrò a pensarla dalla componente che vale lo 0,2% del totale dei miei materiali. Comincia dai materiali a maggior valore e su quei materiali a maggior valore chiediti se esiste un ciclo di vita di quel materiale che sia più lungo
di quello del ciclo di vita del prodotto e se c'è un senso economico nel farlo ritornare. Quindi c'è la prospettiva del ciclo di vita, ma non quella tipica dell'LCA. E su questo vi faccio riprendo un esempio che avevo fatto qualificandolo in questa maniera. In una macchina ci sono 300 kg di plastica, mal contati, una macchina normale. Di questi 300 kg di plastica, i paraurti fanno 20 kg. Allora uno dice, ma perché Renault ha cominciato a ragionare sul recupero dei paraurti? Perché quel 20% di plastica costa il 60% del totale della plastica. E allora è chiaro che se devo cominciare a recuperare materiale, cercherò di recuperare il materiale che vale di più. Perché molto spesso c'è anche questo collegamento tra il materiale che vale di più e la vita di quel materiale. Il materiale che vale di più ha prestazioni migliori e se ha prestazioni migliori potrebbe avere una vita più lunga. Quindi sì, il ciclo di vita, ma non quello del prodotto, perché se restiamo agganciati al prodotto facciamo fatica a applicare il concetto della circolarità. Vorrei su questo tema dare un contributo aggiuntivo. Io lavoro anche per un organismo di certificazione, che è l'unico organismo di certificazione al mondo che opera solo e soltanto nella filiera della pelle. Quindi ha messo a punto tutta una serie di schemi di gestione che poi sono anche certificabili a partire dall'allevamento fino alla borsetta in negozio. Gli strumenti di LCA in questi ultimi anni sono diventati sempre più importanti anche nel nostro settore, soprattutto per quegli articoli che servono delle filiere che questa domanda, cioè dammi i numeri che vengono fuori da un'analisi del ciclo di vita, è molto forte, in particolare il settore automotive. È probabilmente il settore che sta spingendo di più questo tipo di ricerche e per noi il settore automotive è un settore estremamente importante. Fare un'analisi del ciclo di vita, fatta secondo degli standard molto precisi, ha un grandissimo vantaggio, che è quello di riuscire a scoprire fin nel più intimo dei processi produttivi una serie di numeri ed indicatori che permettono però all'imprenditore di fare anche una scelta e quindi di sostituire un fattore produttivo con un altro perché questo gli consente di avere dei numeri migliori da riportare nella tabellina finale di un'analisi di LCA e quindi dimostrarsi più performante rispetto ai competitor. Quindi è vero quello che diceva il professore, però attenzione, l'analisi di LCA è uno strumento che consente di recuperare dei numeri estremamente precisi. È un processo molto complesso, non so quanti di voi si occupano di questo tema, però è molto utile soprattutto da questo punto di vista. Vi faccio un esempio. Il fatto di conciare una pelle con il cromo piuttosto che conciare una pelle con un materiale conciante diverso non è la stessa cosa. Di nuovo è una mia piccola mania. Brevissima lezione di chimica. Conciare significa generare un legame molto forte tra il collagene e un elemento chimico. Quando questo legame è molto forte, quel collagene, quindi la proteina della pelle, non marcisce più e diventa stabile. Ecco perché la pelle ha uno di questi grandi valori, perché è un materiale molto durevole. Ok? Oggi nel mercato oltre l'80% delle pelli sono conciate con il cromo, ma la ricerca è in questi ultimi anni avanzata tantissimo cercando delle soluzioni diverse. Cioè i clienti fanno proprio questa domanda: trovami delle soluzioni diverse perché io voglio qualcosa di diverso. L'analisi LCA ci permette di quantificare l'impatto all'interno di un singolo studio di LCA di un materiale come il cromo, piuttosto di un materiale come il tannino vegetale, piuttosto che di un materiale come la glutaraldeide, piuttosto che di un materiale come qualcos'altro. Quindi
è vero quello che diceva lui, ma tenete sempre presente che lo studio dell'ECA è fatto per tirare fuori dei numeri precisi e poter fare delle scelte imprenditoriali. Grazie mille, purtroppo siamo al termine del tempo a disposizione. Se ci sono altre domande, i nostri ospiti rimangono a disposizione dei partecipanti qui in libreria. Salutiamo invece i partecipanti sui canali digitali. Grazie Davide, grazie Giacomo. Siamo qui a disposizione. Grazie. Sì.